Ciao amici telespettatori, siamo nella rubrica dei cuori solitari e questa sera vi voglio presentare un ragazzo sempre di Mazara del Vallo di 32 anni. Ciao, tu sei? Ciao, mi chiamo Francesco. E hai 32 anni? 32 anni. Sei di Mazara del Vallo? Sì, sono di Mazara del Vallo. E cerchi naturalmente la tua anima gemella. Anima gemella. Va bene, ascolta Francesco, come dovrebbe essere questa ragazza? Allora, la mia anima gemella, prima di tutto caratterialmente deve essere una ragazza semplice, umile, normale, ecco, e poi niente, come esteticamente anche capelli biondi o bruni, Per te è uguale? Per me è uguale, ecco. Parliamo dell'età, che età dovrebbe avere? Ma la mia età, ecco, sulle 30, 28. Vabbè, Anche se è più grande di te? Questo, anche se è 35 va benissimo, cioè non è che deve essere per forza 30. Dovrebbe essere libera perché tu sei libero, giusto? Certo, libero, sì, sì. Libero. Dovrebbe lavorare? Sì, per me vabbè, o lavoro o non lavoro, indifferente. Va bene, dimmi Francesco, quali sono i tuoi hobby? Come passi il tempo nella giornata? Nella giornata, ecco, pratico palestra, bodybuilding, poi un po' di bici, ecco, footing. È normale, per essere normale, per tenermi in forma fisicamente. Ok, e ti piace la musica? La musica sì. Che tipo di musica ascolti? Ecco, io allora mi piace molto la musica leggera, pop, dance, tutta mi piace in genere. In discoteca ci vai? Discoteca sì, mi piace molto dance e pop, ecco, soprattutto musica leggera anche, quindi. Va bene, ora parliamo del tuo aspetto fisico, quanto sei alto? Allora io sono 1,74, poi come peso normale. Quanto pesi? Più o meno sulle 68-70, quindi Sui 70 kg. Sì, 70 kg. C'hai gli occhi castani? Sì, occhi castani, Capelli. sul chiaro, ecco, proprio. E poi niente, normale, sono un ragazzo normale. Ok, ecco. bene amiche. Poi sono, ecco, poi dicevo appunto che sono simpatico, allegro, una persona solare. Certo. Quindi. Ok, bene amiche telespettatrici, per le ragazze che volessero conoscere a Francesco, 32 anni di Mazara del Vallo, potranno chiamare direttamente il suo numero telefonico che vedete in sovraimpressione, ok? Telefonate perché Francesco è qui che aspetta, ok? Ciao da Alberto, ciao da Francesco. Ciao amiche, Ciao. a dopo, ciao. Oh yeah.